Un cordiale saluto a tutti e bentornati a un nuovo aggiornamento meteo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. L'instabilità che nel corso dei giorni precedenti ha coinvolto in modo particolare il versante adriatico, il Piemonte e l'Emilia Romagna, dove abbiamo avuto degli allagamenti, ecco ritornare il caldo e la stabilità atmosferica con temperature che si porteranno fino a 28 gradi sulla Val Padana fino alla giornata di sabato. Sabato sarà la giornata più calda su gran parte della Val Padana, con temperature in notevole rialzo e sopra la media del periodo, cumuli invece che si verificheranno sui monti e su gran parte delle pedemontane, ove nel corso del prossimo weekend e la settimana successiva si formeranno dei forti temporali a causa della discesa di un minimo depressionario, di una debole perturbazione atlantica che porterà acquazzoni e qualche temporale soprattutto nel pomeriggio sera. Venerdì sarà una giornata relativamente tranquilla, salvo qualche piovasco sui monti, mentre nella serata di sabato non è escluso qualche primo segnale instabile sulle Alpi occidentali e qualche piovasco anche il resto delle prealpi. Giornata invece di domenica, quando arriverà l'impulso instabile, porterà instabilità sparsa con temporali e rovesci anche sulle pianure. Notiamo particolarmente colpito il nord-est e poi nella giornata di lunedì su gran parte d'Italia e sempre sui settori adriatici, mentre notiamo da questa grafica come la depressione si indebolirà a causa del passaggio di questo minimo instabile che andrà poi a collocarsi sul Nord Africa, portare instabilità in quelle zone e stabilità temporanea però tra lunedì e martedì. Dopo si verificherà molto probabilmente nella discesa di più fronti instabili di origine atlantica che porteranno un clima molto più fresco, tante piogge e quindi il ritorno alla instabilità con un clima leggermente sotto la media del periodo. Avremo modo di riparlarne. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.